Noi siamo in diretta, perché mentre c'era in onda la sigla discutevamo di come funziona il sistema Calabria, un sistema molto complesso, molto articolato, oppure mi piace immaginarlo proprio come un puzzle, no? Con tante tessere, alcune volte le tessere non sono precisamente, non si incastrano bene, allora vengono fuori questi disegni un po' non proprio, non restituiscono, ecco, il mosaico non restituisce il disegno che ci si aspetterebbe, perché le premesse erano di ben altra natura e di ben altro spessore. E adesso insomma bisogna vedere come recuperare il tempo perso, si sta tentando in più settori di accelerare, vi ricordo per esempio la sanità, la costruzione del nuovo ospedale di Cosenza, il progetto pare sia in cantiere, gli altri grandi ospedali, quello di Sibari dovrebbe partire, gli altri insomma ci sono dei contenziosi in atto, quindi chissà quando ci vorrà. Poi abbiamo altri argomenti che sono quelli legati all'acqua, l'acqua che purtroppo scarseggia. A Catanzaro c'è la protesta dei cittadini, oggi sono 3 giorni senza acqua, a Rende si protesta, insomma si sta cercando anche qui di intervenire. Dov'è la novità? No, la novità potrebbe essere nel fatto che secondo me dovremmo farci commissariare da chi è più bravo di noi. Cioè la teoria che dicevo prima del fratello maggiore, il mezzogiorno è a macchia di leopardo, non esiste più un mezzogiorno che sta tutto indietro. C'è un mezzogiorno che sta camminando e un mezzogiorno che sta fermo. Puglia, Basilicata, sì, per questi esempio, vanno no? avanti, vanno avanti. Noi siamo un mezzogiorno che sta dietro. E se c'è una politica di solidarietà nazionale, probabilmente noi dovremmo farci adottare da qualche regione che sta meglio di noi. Trovare sponde nei vari settori in cui siamo dietro, vedere che cosa hanno fatto i più bravi di noi, perché l'acqua calda non si inventa, l'acqua calda è stata già inventata, la ruota è stata già inventata, è inutile che stiamo ad inventarci soluzione pseudo-innovativa. Sembrava una partenza a razzo questa per quanto riguarda... No, sull'acqua non è stato fatto proprio nulla. Tant'è che nella 3 giorni cantiere Calabria che c'è stato a settembre, io ho applaudito, sono intervenuto negli interventi, nei forum riguardanti l'acqua, ho applaudito a quello che è stato fatto nel settore trasporti. Probabilmente le opere si faranno, anche se su alcune ho dei dubbi, per esempio sulla parte navale ho dei dubbi dei porti, però mi pare che siano partiti, mentre sul piano dell'acqua non si è fatto nulla. E c'è tanto da fare. C'è un nonostante le emergenze, nonostante le proteste, è passato il mese di agosto, con qualche pioggerellina che si è avuto ci siamo dimenticati del problema, così come sull'inquinamento del mare, ogni anno a luglio si rinovella il problema, però poi tutte le proposte che sono state depositate e che sono ben note ai decisori languono. Sono lì che aspettano. Le leggi, diceva bene Mazzola, si devono fare e si devono applicare. Anche questa storia dell'autorità idrica regionale calabrese sull'acqua. Approvata e poi? Approvata. L'8 ottobre o 9 ottobre si sarebbero dovuto eleggere i 40 membri dell'Assemblea, che sembra essere la sola cosa che conta, non poi che cosa fa l'Assemblea, è stata rimandata sine die perché probabilmente... Il vestito interessa a noi. Sì, poi qui c'è dentro e questo, non lo so, se vuole sapere per non parlare della depurazione, perché adesso pare che sia stato chiesto ai comuni come dire, di dire come funziona il depuratore, che cosa funziona, cosa non funziona, quali costi ci sono, omettendo che il costo del depuratore è standard. No? Il costo della depurazione rientra assieme a quello della fognatura con il costo dell'acqua. Un depuratore che funziona a pieno regime, voglio dire, i costi sono quelli. Sì, i costi dell'acqua trattata dovrebbero essere quelli. Sindaco, la Regione vi ha chiesto di stilare una piccola... ai vostri tecnici, vedete un attimo cosa si può fare, no? Beh, noi siamo in allarme per quanto riguarda la depurazione da sempre. Ogni anno siamo attaccati dagli organi di stampa, da coloro i quali vengono al mare, perché alcune volte l'allarmismo scatta proprio perché ci sono dei segni evidenti
che bisogna poi interpretarli da dove arrivano e da cosa derivano. Certamente gli impianti sono tutti obsoleti, tecnologicamente sicuramente superati. Ci sono grossi problemi proprio nel funzionamento dovute proprio a difficoltà di rinnovare proprio gli impianti, rinnovare le parti tecnologiche, quelle che funzionano. Anche qui bisogna fare un discorso organico, non basta che un depuratore funzioni e poi quello del comune a fianco non va. Io nel mese fine gennaio ho avuto un controllo di una task force. Sindaco, abbiamo un attimo un problema col microfono, dobbiamo sostituirlo appena è possibile sostituire il microfono per cortesia, oggi funziona così. Ci sono delle trasmissioni che nascono un po' in maniera frizzantina, cerchiamo di ottemperare al problema. Diceva il sindaco di Fuscaldo, cioè qui sul sistema di depurazione non è che ci possiamo accorgere del problema a ridosso della stagione estiva o in piena stagione estiva, bisogna lavorarci prima, bisogna cercare di capire prima, risolvere prima i problemi, perché adesso superata la fase estiva, chiusi gli ombrelloni, arrivederci e grazie, nessuno si ricorda più. Ma noi qui a Cosenza Rente nella Valle del Crati abbiamo un problema che c'è 12 mesi all'anno, il problema del consorzio Valle Crati con il depuratore che rischia di saltare, che risale agli anni 80, per il quale c'è un project financing di 30 milioni d'euro che è fermo da anni, perché prima l'autorità nazionale anticorruzione l'ha tenuto sotto osservazione, poi sono intervenute le nuove tariffe nazionali che stanno rivedendo il contratto. Qui salta l'impianto di Coda di Volpe e se salta l'impianto di Coda di Volpe, Cosenza e Rende verseranno le loro acque direttamente nel Crati assieme a tutti gli altri comuni. Cioè, questi sono tanti allarmi che li conosce anche il prefetto, li conoscono tutti. Ma questo allarme è rimasto così, questo grido d'allarme è rimasto inascoltato, faccia capire, professor Veltri. Dunque succede questo, giusto per riferirmi, ma poi credo che la parola debba tornare ovviamente al sindaco di Fuscaldo, a questa ennesima questione legata al mondo delle acque. Questo depuratore è un depuratore costruito negli anni 80, anche questo un'eredità della Cassa del Mezzogiorno, che per fortuna le opere le faceva, con tutte le magagne e le cose cattive che si possono dire della Cassa del Mezzogiorno. E questo depuratore è andato avanti finché ha potuto, poi i comuni che si sono allacciati, che dovrebbero essere... Come l'opera Sila per la Sila. Come l'opera Sila per la Sila, tutti la dispregiavamo, però, quando c'era adesso la rimpiangiamo. Sì, più o meno la stessa cosa. Questo depuratore però è oggetto anche questo di una cattiva politica, secondo me addebitabile anche in buona parte ai comuni che recapitano i loro reflui in questo depuratore, perché per la depurazione esiste un problema analogo a quello che esiste per l'acqua potabile, cioè i comuni non pagano e pretendono però che il servizio sia svolto. È il consorzio Valle Crati che gestisce questo importante impianto di depurazione, sta facendo i salti mortali per tenerlo in piedi con una ditta di gestione. Questa ditta di gestione ha presentato un project financing di 30 milioni di euro che è da anni fermo, prima perché l'autorità nazionale anticorruzione ha voluto vedere bene in questo complesso appalto che si è fatto. Poi è subentrata la nuova norma sulle tariffe, quindi le tariffe poste a base di quel project financing pare che debbano essere riviste, insomma è un rimbalzo tutto nel cassetto, tutto rimane nel cassetto, tutto complicato e le opere non funzionano. È come se il mondo dell'acqua non interessasse. Io dicevo, e poi ovviamente termino perché altrimenti tolgo spazio agli altri ospiti, non si capisce che il mondo dell'acqua è fondamentale. Ora non lo dico perché sono un idraulico, dicevo al Presidente Oliveri a conclusione della 3 giorni in Calabria, del cantiere, famoso cantiere. Sì, del famoso cantiere, lodando quello che avevano fatto sul piano dei trasporti. Dico, guardate che anche con l'asino si cammina, ovviamente con l'alta velocità si cammina meglio, ma senza l'acqua non si fa nulla. Tutte le civiltà, non solo le grandi civiltà, anche gli insediamenti degli indiani, dei Pelle Rossa, avvenivano perché si spostavano dove c'era l'acqua, cioè senza l'acqua non c'è nulla e questo non si capisce. Se riavvolgiamo il nastro, ma partiamo da quello che diceva il professor Veltri, qualunque sindaco, qualunque amministrazione comunale, qualunque miracolo possa fare,
Se il cittadino non ha l'acqua nelle proprie case, praticamente è come se non facesse nulla, anzi arriva la rivolta, perché non è più possibile che ci possa essere una riduzione. E quest'estate abbiamo veramente sofferto giornate infernali perché abbiamo avuto un livello di siccità altissimo, praticamente le risorse, le riserve idriche sono andate in crisi, abbiamo avuto grosse difficoltà. In ordine a questo, anche qui, dal punto di vista tecnologico, gli impianti sono vetusti, sono antichi, ci sono perdite enormi, ci sono situazioni, ci sono captazioni che non reggono più e alla fine i comuni non hanno risorse, la regione non dà le risposte, i bandi europei su queste cose pare che non ce ne siano, ma sono decennali. A questo punto il sindaco a chi si deve rivolgere? Tentiamo con i pozzi, cerchiamo di prelevare, cerchiamo di fare gli idraulici proprio a livello anche comunale e tutto il resto, però poi alla fine la soddisfazione non si ha mai. Così come il discorso sulla depurazione. Abbiamo strutture obsolete, strutture che hanno minimo 30, 35, 40 anni. Fuscaldo quanti depuratori sono in funzione? Il depuratore è unico. È unico. Io ho avuto la fortuna, chiamiamola così, di aver avuto un controllo a fine giugno da una task force composta da Capitaneria di Porto, tecnici della provincia, tecnici della procure, ARPACAL, 20 persone. Hanno monitorato il depuratore per ben 2 giorni. Hanno fatto 9 prelievi al giorno in 4 ore. Non contenti del primo giorno, sono tornati dopo qualche altro giorno. Hanno setacciato l'impianto perché pensavano che questo impianto creasse dei problemi. Alla fine mi sono arrivate soltanto delle prescrizioni di tenere in ordine da parte della procura, di tenere in ordine, pulire e mettere. Ora io mi sono posto il problema. Mi va benissimo il controllo al depuratore della mia città, ma facciamolo in tutti i centri, perché non avrebbe senso che il mio depuratore con 1000 problemi riesce a far funzionare, perché ogni anno ho impegnato risorse del bilancio comunale con 1000 sacrifici, il solito discorso della coperta corta, per recuperare una struttura che era un cartoccio, faceva acqua da tutte le parti, per metterlo in condizioni tali di poter reggere e poter far uscire tutte le acque in tabella secondo le norme e tutto quanto il resto. Ma se poi altri comuni, altri depuratori non hanno la stessa funzionalità, che senso ha? Lei sa ovviamente che nel periodo del commissariamento sono stati spesi 900 milioni di euro per la depurazione in Calabria, e nessuno è chiamato a rispondere di quelle inefficienze. Ma perché i risultati sono scarsissimi. Sono scarsissimi perché il problema, come si diceva prima, lo notiamo i primi giorni di luglio quando siamo sotto l'ombrellone e guardiamo il mare. Il mare va controllato 12 mesi all'anno, la depurazione va fatta 12 mesi all'anno e ci sono buona parte dei depuratori in Calabria, non funzionano, specialmente perché non hanno le acque separate, le acque bianche sono unite alle acque ai reflui fognari e quando piove inevitabilmente buona parte dei depuratori in genere non funziona. E questo significa che in quel periodo qualcosa va a mare, inevitabilmente. Si creano poi i sedimenti che poi nei periodi estivi vengono a galla, inevitabilmente. I marosi vengono. L'acqua del mare ancora lontana dall'essere uno standard di bellezza. Cioè, ce lo dobbiamo dire perché sennò insomma, dai, è stata un po' a macchia di leopardo, in alcune aree sì, in altre aree no, un giorno sì, l'altro no, insomma, però questo problema del mare ormai ce lo portiamo dietro da anni, si fanno task force, si fanno incontri, si fanno riunioni, si investono denari, ma alla fine e resta un mistero come nonostante questo mare sia, come ha detto lei, a macchia di leopardo, ancora il turismo in qualche modo regge. Quindi immaginiamo che cosa potrebbe essere il turismo con un mare vero. Cioè uno che fa l'imprenditrice, no? Uno che, che lavora sulla nautica, no? Con un mare voglio dire, che non è appetibile per i turisti, fa fatica tutto il sistema, tutta la filiera fa fatica. Fa fatica tutta la filiera sia delle attività prettamente nautiche, quindi dei noleggi, e sia poi le attività alberghiere. Il problema è che
l'inquinamento che ormai è da anni sul territorio calabrese non si può pretendere di risolverlo velocemente. Però diciamo così ormai da anni, Però l'inizio va dato un inizio e soprattutto va fatta una programmazione. Noi come Consorzio Blu Calabria 37 abbiamo lanciato alla Regione Calabria la cosiddetta Blue Economy, la Blue Economy che è riconosciuta a livello ecco, di comunità europea, proprio per una tutela del mare, il bene più prezioso che la Calabria ha, anche perché abbiamo oltre 800 km di costa, la seconda regione italiana dopo la Sardegna. La Blue Economy include che proprio il settore della nautica, e quindi quando parlo di settore nautica io parlo dei noleggi, quindi delle attività turistiche e della parte dell'ittica, possono tenere sotto controllo le nostre coste attraverso dei sistemi di rilevazione con un'unica regia, in tal modo nel momento in cui ci sia la fuoriuscita ad esempio da un fiume o da un'azienda o da un depuratore, venga subito segnalato e quindi riscontrato il problema effettivamente dove si verifica, perché è l'unico modo per tutelare il mare e soprattutto per monitorare l'inquinamento marino. Bisogna, posso? Sì. In ordine a questo bisognerebbe fare un distinguo e precisare alcune cose. La pesca a strascico crea problemi di inquinamento e purtroppo si verifica. L'ho potuto appunto appurare visivamente che quest'estate, come tutti gli anni, nelle prime ore del mattino, intorno alle 6, 6 e mezza, ci sono i pescherecci che con le reti a strascico trascinano tutto quello che trovano nel fondale, rovinano l'apparateria marina e poi a mare i bagnanti, i turisti con i quali godono il mare, che è arrivata l'erbetta, l'erbetta da dove può arrivare? Se i torrenti sono secchi e non ci sono altre possibilità, l'unica provenienza è quella dai residui di questa pesca a strascico che rovina inevitabilmente l'ambiente. Io ho posto il problema anche al comando della Capitaneria. Ebbene, loro hanno dei problemi, perché ho fatto delle segnalazioni dirette, perché al momento in cui organizzano l'equipaggio, partono i pescatori di frodo, chiamiamoli così, hanno il tempo di essere avvertiti via radio, tirano su le reti e cambiano direzione e alla fine restano comunque impuniti. Questo è un fatto tragico che riguarda diciamo, la situazione della pesca più che altro, e diventa difficile anche per la Capitaneria di Porto fare questi controlli. Bene. Allora, non è solo questo il problema dell'inquinamento, non è questo, concorre, diciamo che concorre. Concorre, però può essere anche utilizzato la pesca a strascico se si identificano dei nuovi materiali e soprattutto un nuovo modo di effettuare la pesca, perché noi non possiamo abolire totalmente un settore calabrese che è quello dell'ittica, e sono 1200 aziende presenti sul territorio e danno un indotto di lavoro di 7000 persone. Allora, se si ragiona a investire in ricerca nel settore dell'ittica, si può avere la doppia funzione, quello di mantenere anche i fondali puliti, perché non vi siete chiesti all'interno delle reti i pescatori che cosa portano in barca, quello che è presente nei fondali, a prescindere dal movimento del fondale, tutta la plastica che loro portano su nelle imbarcazioni. Per cui da una parte si può tutelare il fondale marino e dall'altra si può tutelare il fondale marino, si può tutelare l'attività ittica calabrese che ormai sta diventando un'attività quasi in via di scomparsa, e soprattutto... Lei è soddisfatta della nautica che c'è in Calabria? No, per questo è stato creato il Consorzio Blu Calabria 37. Mi sono permesso di fare una domanda. Assolutamente sì. Mi pare che la portualità calabrese sia molto minore di quella che potrebbe essere. Ma non solamente la portualità calabrese, tutta la portualità comunque italiana, a essere molto dietro. Ci sono alcuni porti che sono delle eccellenze italiane, ci sono altri porti nelle altre regioni similari similari ai porti nostri calabresi. Ma potrebbe essere però una spinta in più per noi, no? Perché siamo orograficamente ben organizzati. Ma la spinta è quella di andare a realizzare e attivare delle misure sui nostri porti già esistenti in modo da renderli sia efficienti che efficaci al contempo.
e andare a realizzare delle attività, e la Calabria potrebbe essere capofila nei confronti delle altre regioni italiane, realizzando i cosiddetti scivoli al mare, che sono presenti in tutti i porti europei, ma in Italia no. Noi abbiamo il caso di Diamante che è emblematico in Calabria. Dai. Quello è un porto che è fermo attualmente e che è stato individuato nel Master Plan 2015 come quindi nuova nascita di un porto, che su quel porto oggi sta indagando la Procura, è un porto fermo. Ma vogliamo parlare anche del porto di Paola, per esempio, lì. Quello di Scalea. Ma appunto, allora noi non abbiamo la necessità, noi non abbiamo la necessità di andare a creare in Calabria altri porti, ma di rendere già i porti nostri I suoi colleghi sostengono invece che abbiamo bisogno di questi porticcioli turistici. Ma il porticciolo turistico deve avere all'interno una serie di caratteristiche. Se il porticciolo turistico non ha una serie di caratteristiche per cui non dà una serie di servizi a chi attracca la barca, è inutile averlo, diventa solamente un porto rifugio. Ma quali sono i porti, diciamo, che in Calabria possono essere, come dire, possono fungere da attrattiva per il porto, ad esempio il porto di Vibo è un bel porto. Poi? Il porto di Campora, che si è rimesso, il porticciolo di Campora è una mostruosità quel porto. Il porticciolo di Campora, ecco perché dico non abbiamo la necessità di andare a creare nuovi porti, ma di rendere quelli che abbiamo efficienti. Non ha proprio senso quel porto, mi scusi, no. Fuori dal centro abitato. 4 barche si insabbia in continuazione. Ma appunto sto dicendo che bisogna rendere efficienti i porti che abbiamo, perché è un porto intermedio tra Vibo e Cetraro il porto di Campora, e può essere anche considerato un porto rifugio per chi effettua i viaggi. Ci vanno 4 barche in quel porto, la prego. Infatti sono porticcioli, il porto di Campora è un porticciolo, un però è un porto intermedio. Poi andiamo avanti. Poi abbiamo il porto di Cetraro che può essere migliorato, come abbiamo il porto di Tropea, un altro porticciolo turistico che può essere migliorato. Migliorare vuol dire non solamente andare a realizzare un altro pontile, ma dare al cliente, in questo caso che entra, perché il porto va considerato come un varco verso l'entroterra, una serie di servizi che oggi purtroppo mancano. Torniamo un attimo, poi torniamo su questo argomento, al mare. Allora come si può intervenire? Ma si può intervenire con la parola è vetusta, con la programmazione, c'è un quadro, si fa un quadro, ho capito, ma se non si fanno queste cose non si fa nulla. Diceva il sindaco giustamente, se io nel mio specchio marino tengo l'acqua pulita e poi a distanza di pochi chilometri chi è sopraflutto me lo sporca, non ho risolto niente. Quindi va fatta un'indagine che abbiamo anche proposto alla Regione, depuratore per depuratore, su chi ci scarica, quanto ci scarica, quali sono i problemi più evidenti, cioè lì manca la pompa, lì manca l'allaccio, lì manca il galleggiante, lì si è rotto il filtro pressa e cose di questo tipo, e si fa un piano di investimenti. Queste cose si fanno in tutte le parti civili del mondo. Ma la Regione ha chiesto questo adesso ai sindaci, di fare intanto non l'ha chiesto ufficialmente. Io ho fatto una proposta che la stessa di quella del professor Veltri, ai colleghi sindaci ho detto di parlare di depurazione in questo mese di ottobre, in questo mese di novembre, fare una ricognizione e parlare con molta chiarezza e dire i limiti di ogni impianto. Il mio impianto è deficiente di questo apparecchio, di questo strumento, di questa strumentazione. Si mettono insieme le varie richieste, si va insieme alla Regione Calabria, il Medio Tirreno ha bisogno di questi interventi, in modo organico, perché non serve che va il sindaco di Fuscaldo se non va quello di Cetraro, di Paolo, di Acquapesa, perché dobbiamo fare un discorso organico almeno per gruppi di sindaci, quindi gruppi per aree diciamo omogenee. Dobbiamo fare questo ragionamento. E allora ecco, fermo restando che poi il discorso del sistema depurazione, caro professore, io comincio ad avere dei dubbi che gli impianti di depurazione così concepiti alla fine non possono dare i risultati attesi. Vabbè, c'era anni fa una politica secondo me giusta, quella di far seguire agli impianti di depurazione le condotte sottomarine, ma come sistema di integrazione e riserva, non sostitutivo. Infatti poi è diventato anche questo essere perso. Perché il problema qual è? L'impianto di depurazione sottomarine non vanno a inquinare. No, le acque devono essere già trattate. Perché adesso si utilizzano le condotte sottomarine
come sistema, come dire, sostitutivo. No, perché il problema è questo, tutti i collettori portano all'impianto di depurazione. In quell'impianto c'è la concentrazione di veleni, c'è la concentrazione del peggio che ci può essere a livello di inquinamento. Dal punto di vista tecnologico e impiantistico, anche una pompa che salta, anche un problema che mette in crisi l'impianto, a un certo punto va a mare quel concentrato che crea grossi problemi. E poi c'è il problema dei fanghi, che non si sa dove vengono. Che tra l'altro, partiti. no, questo c'è un controllo maggiore, c'è un controllo, sì, in questo senso c'è un controllo maggiore perché ci sono i registri che vengono in un certo senso, vengono Avete quantificati. pure i registri dei pozzi neri, sindaco? No, quelli dei pozzi neri no, quelli, non c'è questo controllo sul territorio, non c'è questo controllo. Perché la storia dei pozzi neri è nota, no? Se fosse io, C'è un solo centro che li tratta in Calabria, a Gioia Tauro. perfettamente. È mai possibile pensare che... si possa arrivare E con i costi? Con i costi uno spesso li via. salta perché non ci va a Gioia Via. Tauro. non a caso poi c'è il privato che probabilmente Quindi arriva di notte, ha qualche l'autospurgo di notte, via. ha qualche tubo Via. di disfioro e probabilmente Quindi poi messi tutti questi problemi messi Messi insieme. richiedono una regia attenta. Richiedono che chi sovraintende a questo sistema, che è complicato e delicato, e non abbiamo parlato dell'irrigazione e dell'agricoltura, Qua che ci è la arriviamo, cosa più... adesso ci arriviamo. Li deve gestire assieme questi processi, perché sono tante Ma chi tessere li dello deve Stato. gestire? Chi? La Regione Calabria. Cioè, il problema è in questa regione La io non regione sono mai Calabria riuscito a capire chi fa che cosa, perché se non partiamo da qui diventa difficile. Chi deve il Dipartimento dei Lavori Pubblici non può fare ma nulla. che quanti tecnici comunali ha addetti alla depurazione? no, mezzo. Io credo che i comuni abbiano dei tecnici che fanno di tutto. mezzo, competente ma competiamo, mezzo. Appunto. Qui dobbiamo rassegnarci. E abbiamo tanti ingegneri bravi che lavoriamo da noi, potremmo fare anche gli ingegneri condotti, no? Beh, perché no, sarebbe... Ingegnere che si occupa di 3-4 comuni per un aspetto, ingegneri da... Bisogna Sono lavorare... anche forme queste che incentivano il mondo del lavoro, potrebbero, qualificando appunto le attività dei comuni. Ma nessuno si muove in questa Non direzione. lo so, penso di no, però io non sono... Ma andiamo alla pubblicità, Io faccio un altro ci mestiere. vediamo tra poco. Bene, torniamo in diretta, anche perché ne abbiamo parlato nel corso della pubblicità, abbiamo parlato quali sono le strade da imboccare per uscire. Vabbè, abbiamo però questa montagna di fondi comunitari, possono essere canalizzati in una direzione, puntiamo su uno o due problemi più urgenti, più forti, più seri. Io penso che questa è una regione che debba in qualche modo pensare anche in un immediato futuro di puntare sul turismo, sull'agricoltura, che sono i due filoni più importanti nella filiera economica di questa regione, che dovrebbero pompare risorse, dovrebbero trainare. Ma chi ci punta su agricoltura e turismo? Dico, ci sono questi fondi, no? Si può anche incanalare qualcosa lì. Ma mancano 2 anni alla fine della legislazione di questo mandato regionale. Io fossi al posto del Presidente punterei su investire quanto più possibile, non dico tutto, quasi tutto proprio in questi settori. Nel settore dell'agricoltura, che si richiama all'acqua, nel settore del turismo, che si richiama all'acqua. E quindi un progetto acqua va fatto. Guardate, qui ci sono delle cose che rischiano di essere delle vere e proprie bombe. La città di Catanzaro, che è senza acqua da qualche giorno, è servita da un solo acquedotto della Cassa del Mezzogiorno che risale agli anni 70. La vita di un acquedotto mediamente è 40 anni già. Se salta l'acquedotto dell'Alli, che è l'acquedotto che porta l'acqua alla città di Catanzaro, Catanzaro resta inesorabilmente senza acqua. Non è come Cosenza, che bene o male c'ha un po' del Merone, un po' del Bufalo, un po' dell'Abate Marco, stringendo la cinghia riesce a... Catanzaro resta senza acqua. Ma dico, ci si pensa a queste cose. Le altre città possono utilizzare le dighe, no? Ma le dighe, il piano delle dighe è ben lontano dall'essere, non dico finito, ma ripreso
Anche questo ha l'eredità dei progetti della Cassa del Mezzogiorno. C'è la diga per esempio sul Melito. La diga dell'Esero che ne pensano? La diga dell'Esero secondo me va fatta, ridimensionata ma va fatta. Ma non c'è più però quella quantità di acqua. Perciò va rivisto lo studio idrologico, ma io mi riferivo in questo momento, sarà perché in questi giorni sto valutando la situazione di Catanzaro, all'invaso del Melito. Questa è una delle dighe, dovrebbe essere una delle dighe più importanti d'Italia, che è ferma forse da 20-30 anni. Ed è una diga che risolverebbe il problema dell'irrigazione di tutto lo Ionio catanzarese, da Catanzaro fino a Crotone. Che il problema oggi darebbe è Crotone. Acqua. E dico, Crotone l'approvvigionamento arriva attraverso la Sila, i laghi della Sila, no? I laghi della Sila. Dalla Sila però c'è un grave problema idrico quest'anno. Sì, vabbè, questa si spera che... Ma soprattutto per quanto riguarda il comparto dell'agricoltura. In questo momento appunto mi riferivo al comparto dell'agricoltura, perché non bisogna dimenticare che l'agricoltura in Calabria assorbe fra il 65 e il 70% delle risorse idriche, quindi quando noi parliamo degli acquedotti parliamo di un pezzo minore del mondo acqua. Il pezzo maggiore è proprio l'agricoltura, e l'agricoltura spesso viene servita non da condotte intubate, ma da condotte a canale, aperte, quindi con perdite spaventose. Anche queste condotte che risalgono all'epoca della Cassa del Mezzogiorno. Quindi se franano queste cose, crolla tutto, crolla l'agricoltura, crolla il turismo, crolla il vivere civile, perché senza l'acqua, ripeto, le città non sarebbero tali. Un progetto acqua è indispensabile. Ripeto, con l'asino si può camminare al posto del treno ad alta velocità, ma senza acqua non si va da nessuna parte. Ma se la situazione è così come la descrive il professore Veltri, io da cittadino calabrese mi chiedo, ma è possibile che non sia scattato questo campanello d'allarme a chi amministra questa terra? Perché è un problema acqua, è un problema serio, serissimo, fondamentale, decisivo. Però siamo lì. Chi frequenta le stanze del potere dovrebbe far presente queste cose. Noi non siamo fra quelli che frequentiamo le stanze del potere. È un problema di pianificazione e di programmazione di questo settore, questo ciclo integrato delle acque che è alla base del funzionamento di e sono investimenti, sindaco, che danno i risultati dopo 4, 5, 6 anni, quindi non vorrei che nella logica dei nostri amministratori il tempo venisse misurato secondo il loro mandato. È triste. Perché se è questo il modo di ragionare, no, non si risolverà mai il problema. Perché è chiaro che d'amblè non è possibile. Non è possibile. Ci vuole un inizio delle cose, ci vuole una programmazione. Una programmazione va seguita negli anni, perché è importante seguirla negli anni, concordata con l'Europa rispetto a investimenti di natura particolare, e si va avanti. C'è questo benedetto patto di stabilità che impedisce poi di spendere, no? Le risorse. Sì. Questo lo drena moltissimo, per cui se hai i soldi ma non puoi spenderli, equivale a non averli. Poi chiaro, ci vuole la capacità, ci vuole il progetto, ci vuole l'idea, bisogna individuare i canali dove far confluire queste risorse, se no, se manca la fase progettuale, manca tutto. Però, ecco, non bisogna, quando analizziamo questi argomenti, non bisogna mai tralasciare quello legato al cappio del patto di stabilità. Il patto di stabilità ti impone il rispetto delle regole, in un range. E quindi che fai? Il turismo così come cresce? Il turismo nautico come sta andando? Il turismo nautico, diciamo, può, ancora in Calabria non è presente, però può avere un'evoluzione e può creare un indotto turistico. Un indotto turistico perché, tenendo presente che ormai è finita l'era Monti, abbiamo l'arrivo delle imbarcazioni che sono state portate all'estero, specialmente nell'area dei Balcani. Nell'area dei Balcani ovviamente i prezzi oggi sono più alti, avendo la possibilità di rientrare, sì, non solo i capitali rientrano, ma rientrano anche le imbarcazioni. Ecco perché continuo a sostenere che dobbiamo rendere i nostri porti efficienti e non andarne a costruire altri, perché rientreranno parecchie imbarcazioni. Lei è assentore di questo? Sì, sarà così e ci troveremo di fronte a delle richieste che noi calabri non riusciremo a soddisfare. Questo sarà un problema.
E quindi questi se ne vanno? Sì, andranno poi nelle altre regioni. Andranno in Sicilia, andranno Quindi in Campania, bisogna... Puglia Puglia. Ne hanno tantissima prova. Quindi bisogna cominciare a ragionare in vista dell'arrivo. Ma l'avete sottoposto questo problema? No, guardi, io devo dire la verità, noi abbiamo trovato una regione attenta al settore della nautica, attenta a tutto il sistema nautico, ci ha messo a disposizione dei dipartimenti e sinceramente si è attivata subito. Sì, io ad oggi sulla regione non posso... No, io credo, ecco, sicuramente come diceva la dottoressa, perché nel settore della nautica, che fa parte del mondo dei trasporti, diciamo, la regione si è mossa, la regione ha stilato programmi, ha avuto incontri con le autorità portuali, con le ferrovie, con l'ANAS, con tutto ciò che gira al mondo dei trasporti e delle comunicazioni, e quindi sicuramente in questo del mondo della nautica, nell'acqua, che siamo all'anno zero. Il mondo della nautica è stato un mondo che non è mai stato presente fino ad oggi in Regione Calabria e non è stato soprattutto mai attenzionato. C'è una filiera in Calabria? Sì, la filiera esiste ed è raggruppata nel Blu Calabria 37, perché parte dai maestri d'ascia, dagli artigiani, agli armatori, ai noleggi e ai rimessaggi. A Fuscaldo c'erano bravissimi, io ricordo anni fa quando i maestri d'ascia. Queste imbarcazioni... Fuscaldo c'è una tradizione marinara antichissima, perché era una marina ma non antica. c'è più niente adesso. No, assolutamente, non è così. Ce ne sono maestri C'è d'ascia. qualche Esempio, anziano, maestro d'ascia, anziano maestro d'ascia che non pratica più, chiaramente. E fondamentalmente queste si potrebbe... imbarcazioni che vengono costruite in Calabria, per il mercato calabrese non credo. No. Il mercato calabrese che assorbe? In che Ma fondamentalmente il mercato calabrese non assorbe imbarcazioni calabresi, ma bensì delle altre regioni. Ah sì, vabbè, perché questo è un, diciamo... La pratica del chilometro zero non viene attuata. Però, a mare si viaggia bene. Però l'80% della nautica mondiale viene realizzata nel sud Italia e la Calabria ha la più alta concentrazione di cantieri. Teniamo presente che sono più o meno 800.000 unità che realizzano i cantieri calabresi all'anno. E soprattutto i cantieri calabresi hanno dei riconoscimenti per alcune caratteristiche portate proprio sulle imbarcazioni. Sono imbarcazioni però ovviamente di taglia media piccola, vero? Dai 7 ai 14 metri. Sì. E sono riusciti a portare le caratteristiche dei grandi yacht sulle imbarcazioni dai 7 ai 14 metri. Quindi questo è un vanto questo, per ma noi. Soprattutto quello che... È una Calabria che rimane però nascosta, quella delle eccellenze. È una Calabria che ad oggi è rimasta nascosta, che però porta con grande orgoglio il nome della Calabria in tutto il mondo. E soprattutto le caratteristiche della Calabria, la nostra capacità di essere anche molto innovativi. Senta, quanti cantieri ha detto ci sono in Calabria? Allora, in Calabria noi abbiamo il 90% dei cantieri, associati a Blu Calabria sono 8 cantieri nautici, 8 armatori. Non è poco. Qual è l'area più... Dalla parte della Lamezia Terme, Vibo e Catanzaro. Nel Cosentino non c'è? No, nel Cosentino purtroppo non sono riusciti a resistere crisi monti e recessione economica. Quindi sono cantieri comunque solidi. Se sono riusciti a resistere a la crisi economica vuol dire che sono cantieri che sono affermati sul palcoscenico mondiale. Converrebbe avere un turismo... certo che converrebbe, le cose si tengono assieme. Perché da quello che dice la Presidentessa del consorzio c'è questa vivacità, questo fermento, questa possibilità, questa opportunità. Però direttore, lei non ha idea. E nella Sibaritide per esempio, ricordate questa storia dei laghi di Sibari? Sì. No, lì è presente, chiamiamolo un porto, ma è chiuso. Quello è chiuso. Però quello che emerge, che è un dato rilevante rispetto al passato, è che oggi sono gli imprenditori che si stanno mettendo in gioco. Sono gli imprenditori che stanno cercando il rapporto ovviamente con l'istituzione e sono capaci di presentare una programmazizione. Sì, la Regione però deve dare la regia di queste cose e anche le regole, perché sennò... Sì, ma mentre prima magari la Regione non aveva il contatto diretto con dei comparti, oggi invece è il comparto che emerge e per cui dà la possibilità alla Regione di effettuare una programmazione.
e quindi mirare una serie di fondi che altrimenti o sarebbero tornati indietro o sarebbero spese su altri, Quindi su altri tipi riuscite di a attività. utilizzare i fondi POR, diciamo. Sì. Tra i fortunati che riescono a intercettare questi fondi. Che segreto c'avete? Quello della costanza, della programmazione e dei E di aver punti. avuto forse buoni interlocutori, perché altrimenti... Perché i comuni non riescono, non riescono a sfondare il muro dell'attenzione, mi pare, no? Assolutamente no. È una realtà nuova, quella della nautica, interessante, e probabilmente riesce a trovare un percorso di ascolto. Forse perché è una realtà che non è mai stata presente, ecco perché viene Proprio ascoltata. per questo probabilmente c'è un certo ascolto. Il problema dei comuni, delle infrastrutture, è un problema atavico, un problema storico, che non è stato mai affrontato in modo organico, è stato affrontato sempre in modo puntiforme. Sì, a macchia di leopardo. A macchia ci di si leopardo, oppone. perché Tu sei un sindaco l'amministratore, amico, allora sì, se tu sei non amico, sei- No, non ma sei nemmeno amico. così, Ma, secondo insomma, me non la vedo nemmeno così, credo diciamo che ci che sia proprio disattenzione generale. non c'è la capacità di lavorare in modo organico, in modo a larga scala, per poter risolvere i problemi complessivi di vaste aree. Il problema puntuale del singolo comune non serve, non aiuta, non risolve. Perché se si ragiona insieme probabilmente si può fare un discorso organico, anche nella gestione. Perché la gestione, farla con un consorzio ha un senso, che ogni comune debba gestire il proprio depuratore con l'operaio ha dei costi, singolo. ha dei costi che alla Non ci si fine riesce. non riesce a Quanto gestire. costa gestirlo per un anno un depuratore? Costa centinaia di migliaia di euro. Che poi d'inverno funziona? Non Il funziona? problema è proprio quello. La vita del depuratore è legata all'assenza delle acque meteoriche. Se bisogna creare gli scolmatori di piena, non c'è dubbio, cacciarle le acque meteoriche, perché laddove il sistema è misto, se non si separano, qualunque laddove impianto non il sistema è funziona. misto, Io finisce non so- Io sospetto che in alcuni comuni forse rivieraschi d'inverno i neanche depuratori lo accendo, nemmeno lo non lo so accendono. questo. Nemmeno Lo lo può dire accendono. il No, sindaco. per quanto ci riguarda, no, è sempre acceso H24, grazie a Ma Dio. così Abbiamo un impianto che funziona 12 mesi all'anno, H24. Però ecco, mi rendo conto che se arrivano quelle bombe d'acqua, alle quali ormai purtroppo ci stiamo anche abituando per cambiamento climatico e tutto quello che comporta, non penso che anche il buon depuratore riesca a gestire quelle grosse masse non ce d'acqua. la fanno non solo Non in ce la termini fanno. quantitativi, ma Questo anche per, qualitativi. diretto per dire le cose come stanno, per dire le cose come stanno, Dobbiamo dire le cose come con molta stanno. franchezza. Dobbiamo dire le cose come stanno. Noi abbiamo un problema dell'acqua e non riusciamo a capire come uscirne, questo problema dell'acqua, come uscirne. Noi riceviamo ogni giorno telefonate di cittadini che sono inviperiti perché non esce nulla. Anche perché la fase critica è proprio questa. non riesce I nulla. cittadini hanno ragione di essere Cioè inviperiti. 170 I cittadini litri in mediamente meno al l'acqua secondo la pagano, ormai sì, è l'Abate così. Marco, no? Sull'area del Cosentino. Sì, è questo. Pagano l'acqua, ho capito. I cittadini l'acqua la pagano, però i comuni poi non la riversano alla regione. Spesso. Vabbè, No, non se il distrazione. sindaco di Fuscaldo fa Noi c'è una questo gestione metodo. diretta, quindi Vabbè, il problema non si se fa. non la danno e quindi poi l'ente regionale o chi gestisce per la regione, nella fattispecie la Sorica, non ha i soldi per fare gli investimenti. Ma che investimenti occorrerebbero? Perché c'è chi sostiene che bisogna tirare fuori i pozzi, bisogna lavorare con i pozzi, chi dice non No, serve i a pozzi nulla. sono un sistema di emergenza. Non può tamponare. Non è attraverso i pozzi che Chi lavora con le manovre, qualche comune lavora certo. un po' con le manovre, apre là, un po' chiudi là, insomma, e tamponi. Però mi dicevano i tecnici della Sorical che col passare del tempo, se la situazione climatica continuerà a regalarci questa estate prolungata, i problemi saranno seri perché l'Abate Marco continua Marco è in forte calo. a calare. È in forte calo. E la provincia di Cosenza quest'estate è stata particolarmente colpita da questa diminuzione, diciamo siccità, da questa diminuzione di precipitazione. Altre zone della regione stranamente ne sono state colpite di meno. E il problema c'è. Perché sono più fortunati o perché sono più attrezzati? No, che è più attrezzati. La mancanza di attrezzatura E è allora? un denominatore E comune. allora? È piovuto un po' di più, forse. Qui nella Valle del Crati ci sono stati quasi 6 mesi di siccità, è piovuto pochissimo in 6 mesi e quindi le falde si sono abbassate. Eppure Però nonostante questo, il quantitativo d'acqua fornita ai comuni, se l'acqua fosse stata gestita senza tutte le perdite di cui appunto faceva riferimento
anche il sindaco, sarebbe bastata. Per esempio Rende perde il 40%. Cosenza anche di più. Cosenza di più, Anche ma il Cosenza 50%. ha recuperato che sono 80 perdite perdite. in parte reali, in parte amministrative, nel senso che sono veri e propri furti d'acqua, prelievi abusivi, si irriga anche negli orti urbani con l'acqua che invece servirebbe soltanto. È un mondo malato, insomma, dai, quando c'è la malattia bisogna intervenire per tempo, se no si muore. Professore Belti, se davvero dovesse continuare questa situazione climatica per i prossimi 2 mesi, che accadrà? Dobbiamo razionare l'acqua. Si raziona, come in tempo di guerra. Poi la guerra è passata. Turnazione. La turnazione spesso in parecchi comuni già si fa. Bisogna consumarla con grande attenzione, bisogna fare una campagna di ricerca perdite che so essere iniziata da parte della Sorica, lo va fatta a tappeto. Si trovano le perdite, si ripara, il che non significa aggiustare in via definitiva il sistema, significa sempre mettere delle pezze. Vanno distrettualizzate le reti idriche, i serbatoi comunali laddove ce n'è più di uno per comune, e sono tanti questi casi, devono poter dialogare un serbatoio con l'altro, nel senso di mandare l'acqua dall'uno all'altro in alcune ore del giorno. Tutte operazioni si salvano city. solo i comuni che hanno dell'acqua anche propria, no? Dei serbatoi Quelli propri. sicuramente, però c'è anche questo, ad agosto quando il prefetto ci convocò per d'urgenza, A proposito, da agosto in poi che è successo? non siamo stati più convocati. Ma come? È un tavolo permanente. Vabbè, non siamo stati. Abbiamo mandato dei suggerimenti a ciascun comune della Valle del Crati, pensando che potesse essere. Sì, però qui c'è stata anche l'inadempienza dei comuni. I 25 comuni che si approvvigionano con l'Abate Marco sono stati attenzionati in maniera particolare. Abbiamo preparato delle schede per questi comuni, che non erano difficili da leggere, chiedendo sostanzialmente se avessero delle risorse proprie, di che cosa avevano bisogno per le risorse proprie, perché c'era e c'è in mente l'idea che i comuni che hanno risorse proprie potrebbero addirittura sganciarsi dalla Sorica, nel senso che la Regione potrebbe dare dei contributi straordinari a questi comuni per renderli autonomi. Credo che 2 o 3 comuni su 25 hanno risposto, quindi anche i comuni hanno le loro responsabilità, lasciamo stare. Pubblicità, a tra poco. Finché si trova. Beh, il comune che sta Dall'ingegno bene. dell'uomo nasce una delle strutture più belle della Calabria. Hotel Village, centro congressi, La Principessa. Con le tante sale da vari posti, offre un servizio impeccabile per soggiorni di piacere e di lavoro, mettendo a disposizione personale qualificato e alta tecnologia. La Principessa è pronta per fare la differenza. Un convegno, congresso o qualsiasi altra ricorrenza è una sfida accettata. Hotel Village, centro congressi, La Principessa, Amantea, Cosenza. Informazioni allo 0982 46 903. Torniamo in diretta perché ne abbiamo parlato anche. Ci ha dato un po' di speranza la Presidentessa, no? È vero, direi di sì, ha parlato di questo mondo della nautica. Ha affascinata, professore? Sì, mi ha affascinato perché io mi occupo di porti, ma di costruzione di porti, non poi dei quella natanti che vanno nei porti. Ci ha svelato una realtà che onestamente conoscevo poco. Peraltro, ma preferirei che lo dicesse lei, ho scoperto in questa trasmissione che siamo assieme in un progetto. Sì, stamattina mi sono recata all'università per iniziare questo dialogo con voi dell'Università della Calabria sulla realizzazione, cioè su una serie di interventi da poter fare in protocollo tra il Blu Calabria 37, il Consorzio e voi per la realizzazione di innovazione e tecnologia nel campo di imbarcazioni da diporto. Sì, fa parte di una proposta PON, che come dipartimento, assieme ad altri dipartimenti universitari, stiamo portando avanti in queste aree strategiche. Non sapevo appunto che la Presidentessa fosse nel progetto, lo è. Sì. Peraltro è un progetto grosso, Sì. Ci sono molti altri partner. Ha 2 filoni di interesse, abbiamo anche scoperto oggi, l'agricoltura E la nautica e il turismo. e quindi ha centrato proprio in Oggi pieno, sì, quello è il cuore dell'economia di questa regione. Dell'economia calabrese. Ma gli imprenditori chiedono i soldini che sono a disposizione dell'Europa o no?
progetti ne presentano allora, o fanno queste cose tipo alcuni imprenditori, 4 noccioline per... Allora, alcuni imprenditori le chiedono, altri imprenditori purtroppo non è che non le chiedono, non possono attingere a determinate risorse. Adesso le faccio un esempio. Sono usciti i bandi sull'ittica, Sì. okay? Non si può andare a chiedere a un pescatore che non ha la competenza di andare a partecipare a un bando sull'acquacoltura. Se io prima non formo il ragazzo, non può il ragazzo andare a realizzare un impianto perché non ha la capacità. Stessa cosa vale a dire per l'agricoltura. Una persona che ha sempre praticato un tipo di attività normale di orto non può andare ad utilizzare e a chiedere l'idroponica. E quindi come se ne esce? Facendo il consorzio o rendendo i bandi più facili? Allora, puntando sicuramente sulle problematiche che ci sono, dopodiché andando a creare delle competenze nei settori. Esempio, nell'agricoltura prima oggi si deve fare il corso di imprenditore a titolo principale e poi dopo si può partecipare al bando. Cioè io prima ti devo costruire e istruire su che cosa vuol dire imprenditore in agricoltura e poi dopo ti do le armi per diventare al 100% un imprenditore agricolo. Poi sul comparto dell'agricoltura ci sono dei tempi che sono molto, diciamo, lenti. Sì, vabbè, Lenti, che però nell'ultimo periodo fondamentalmente si sono accelerati. Però sono tutte delle dinamiche particolari, perché anche il comparto dell'agricoltura è molto ampio. Ho capito, ma noi abbiamo questi soldi e non riusciamo a spenderli. Ma fatemi capire dove sta il problema. Il problema è degli imprenditori e del sistema e delle regole capestro imposte dall'Europa. Dove sta il problema? Perché qui abbiamo un assoluto bisogno di mettere in circuito risorse. Queste risorse le abbiamo, sono bloccate, non facciamo domande. Qual è il problema? Che secondo me una parte degli imprenditori temono di affrontare fondamentalmente i bandi per una lungaggine burocratica. Credo che sia uno dei problemi. E allora il dubbio viene, io vado a fare un investimento perché comunque però alla lunga chiudo l'attività. Non chiudo l'attività. Se non vado a marginale, allora bisognerebbe andare a snellire. I bandi devono essere più accessibili e adeguati ai territori. Molte volte ci sono troppe pastoie, troppi blocchi, troppi vincoli che poi inevitabilmente bloccano l'imprenditore, lo paralizzano. La macchina burocratica è complessa. È molto complessa e non è adeguata alle esigenze dei territori. I bandi devono essere più accessibili, solo così non restituiremo soldi all'Europa. Alcuni sono standard, per cui può darsi che nel territorio calabrese non possono essere attuati, non possono essere attuati. Sono fatti probabilmente per altre dimensioni, per altre realtà, o si perdono oppure ne sono beneficiati soggetti di altre realtà. Certo. Questa è la cosa ancora più grave. Cioè soldi dati alla Calabria utilizzati però non per la Calabria. Anche per un'impostazione a volte un po' errata del bando. Non torniamo a questo dicevamo. Alla base non focalizza i problemi. Allora, mi metto da parte dell'imprenditore. L'economia è debole, ho bisogno di soldini, le banche soldini non te ne danno, oppure se te ne danno i tassi di interesse sono altissimi e quindi meglio girare alla larga. I fondi europei, la lungaggine che c'è nell'attingere a quelli che ti servono per far crescere la tua azienda, per ammodernarla, per renderla competitiva e posizionarla meglio sul mercato. Se tutte queste cose insieme non funzionano, se tutte queste tre componenti fondamentali non riescono, la mia azienda non riesce ad utilizzare e prendere quello che è possibile prendere, come la faccio l'azienda? Come lo faccio? Come lo affronto il mercato? No, perché il problema poi comunque va suddiviso. Da una parte c'è l'imprenditore che deve comunque avere l'idea chiara di quello che deve andare a realizzare all'interno dell'azienda. Dall'altra invece c'è l'apparato burocratico che dovrebbe snellire la procedura. L'apparato burocratico? L'apparato burocratico deve snellire la procedura, perché snellendo la incentiva l'imprenditore ad attingere i fondi. Certo. Cioè, non è difficile. Ho capito che è difficile, ho capito.
parole. E soprattutto andare a fare, io parto dal presupposto, una serie di corsi di formazione per ogni singola area tematica, anche del comparto agroalimentare. Perché un imprenditore non si inventa dall'oggi al domani, un imprenditore deve avere delle capacità, altrimenti anche i fondi che vengono erogati poi non porteranno utile ma bensì delle passività all'interno delle aziende, se a priori io non ho una formazione. Direttore, ti posso suggerire, non ti voglio rubare il mestiere, io credo che noi oggi siamo stati sufficientemente chiari, credo, nell'esporre le problematiche ciascuno nell'ambito delle nostre competenze. Laddove siamo stati meno chiari è in quelle che non sono le nostre competenze, ossia è possibile spendere in maniera più semplice questi fondi che vengono dall'Europa. Probabilmente è un tema che dovrai affrontare non con noi, almeno non con me, ma con chi nella regione scrive dei bandi che io personalmente, pur avendo una laurea, non riesco a decifrare. È difficile. Questa è la conclusione che ci accomuna tutti. E allora, la difficoltà ad accedere a bandi molte volte non interpretati. E allora scusate, mi dovete spiegare come mai la politica continua ad insistere, a sottolineare questo passaggio, lo fa a mo' di slogan: dai fondi comunitari passa il futuro, la crescita della regione. E ho capito, ma se un amministratore deve conoscere quello che c'è, deve sapere come è stato organizzato questo pacchetto di proposte che contiene dentro le risorse, perché se no come fa a dirlo? Come si fa a dire? Appunto. Attorno a questo tavolo dovresti portare chi nella regione è un deus ex machina di queste cose. E costruisce i bandi. Probabilmente avrai la risposta che non possono che costruirsi in quel modo. E allora vuol dire che noi calabresi siamo inadeguati rispetto a pigliare i soldi dell'Europa. La dico come provocazione. Oppure non siamo messi nelle condizioni di poter attingere a questo. E Dio solo sa che bisogno abbiamo di risorse, Dio solo sa che bisogna, però è come sai, quella cosa che ti fanno vedere lì, però tu non riesci a... è come scendere nella scala di Caronte. Sì, esatto. E allora è uno che fa l'imprenditore, non lo fa. No, assolutamente. Lo fa l'imprenditore lo fa. E lo fa con volontà e con caparbietà. Ma quanta gente è disposta a rischiare così c'è? Quanta gente capotosta c'è? Quanta gente che affronta è una caratteristica dei calabresi. Perché abbiamo mille difficoltà. Sì, però una caratteristica dei calabresi. Se non avessimo quella forse saremmo andati via tutti quanti da questa terra. Sì, quindi si può fare. Si può fare l'impresa in Calabria, si può fare anche bene. Non la spaventa l'andrangheta, non la spaventa? Assolutamente no. No? Non si fa sentire, insomma. Siamo passati a un altro piano non si fa sentire. Non è un altro. Se hai voglia, hai voglia. Che drena lo sviluppo e la crescita, o no? Lo condiziona. Sicuramente lo impedisce. Sicuramente condiziona e impedisce sempre nella misura e nella maniera che uno vuole farsi condizionare come attività. Ci sono alcune attività, per esempio gli ultimi casi giù a Gioia Tauro, che purtroppo è presente, ma è presente nel sistema. Ci sono nelle attività private che non può essere presente nel sistema, perché è lo stesso imprenditore che non gli dà la possibilità. O è egli stesso colluso, e in questo caso la cosa si dice. Oppure se non lo è, non gli può dare possibilità. Quindi non è secondo lei un elemento che... No, non è un elemento che impedisce lo sviluppo del territorio. Non è un elemento che impedisce lo sviluppo non solo imprenditori, quindi del territorio. Poi sicuramente se c'è il problema si porta dinanzi agli organi competenti, se invece c'è il problema e non si fa presente è diverso. Cioè se in Calabria ci sono... di una non regola... il problema, se ci dovesse essere, si deve presentare ovviamente agli organi competenti. Quindi non può essere un alibi, dice? Non può essere un alibi. Non deve essere un alibi, non che non può essere un alibi, non deve essere un alibi. Altrimenti è inutile credere sugli investimenti, è inutile credere sull'imprenditorialità della Calabria, è inutile parlare di turismo, è inutile parlare di mare, di inquinamento. Se il tutto poi si racchiude
in una fase della Calabria che sicuramente c'è stata, è stata presente ed è anche E non un è più dato... così. Non deve essere così. Non No, è che ma non oggi è più non è così. più così. Ma oggi io sto vedendo delle realtà diverse, dei giovani imprenditori che si stanno ribellando a determinate situazioni, che stanno dichiarando quello che accade, magari tanti anni fa non lo era, perché sicuramente si sentono... C'è un risveglio delle coscienze? Sì, secondo me sì, Anche almeno dal mio mondo, punto di anche vista. nel mondo imprenditoriale lei riscontra questo? Sì, basta vedere tutti i casi in cui interviene anche la Coldiretti, no? A difesa, le denunce. Oggi quello che sta andando avanti, che l'imprenditore riesce a fare... L'associazionismo porta con sé anche questi aspetti positivi, la forza, perché certo, mentre un'azienda era sola, isolata, oggi invece l'associazionismo porta anche a queste, deve avere la forza a queste forme di positività. denunciare quello che accade. Quindi, diciamo, l''ndrangheta non è un alibi. Non deve essere un alibi per la crescita di un territorio. La burocrazia è un problema nella misura che non riesce a essere al tempo con le richieste degli imprenditori. Allora, snellire l'apparato burocratico, che è una parte del lavoro che ha iniziato però il Presidente Oliverio, ovviamente va messo a punto, è un punto in più per l'imprenditoria calabrese. E la politica? La politica deve essere al servizio del territorio. Può essere un impedimento? No, perché la politica deve essere un elemento al servizio Ma del è territorio. così in Calabria? Dovrebbe essere così, non sempre è così, ma dovrebbe essere così. Quindi queste tre componenti che sono C'è fondamentali. molto argomento per altre discussioni. Sì, certo. Abbiamo messo in cantiere un altro Tanta carne a cuocere. così come voglio dire, la criminalità organizzata spinge e condiziona anche tutto il pacchetto delle proposte turistiche in questa regione, no? In alcune aree del paese, della Calabria in maniera più forte, più sentita, in altre un po' meno, o anche qui non c'è. No, io non è che è la misura in cui si dà la possibilità alla criminalità di entrare nelle attività. Perché nel momento in cui da imprenditore o da imprenditrice o da consorzio, che sia poi qualsiasi tipo di attività, io denuncio quello che mi accade, non è che la mia denuncia rimane invana. Ha un seguito, o sbaglio. Oppure io denuncio l'accaduto, basta, rimango isolata, rimango sola, Vabbè, e il territorio mi abbandona. Però la cronaca di questi ultimi anni ha dimostrato che è accaduto più di una volta, che chi ha denunciato è rimasto poi solo, si è visto. Ma negli anni precedenti, a me mi sembra adesso con le operazioni che sta che lei conosce sicuramente molto meglio di me, che sta non mi addentro in cose portando che avanti la procura, basta vedere solamente gli ultimi arresti che sono stati fatti da Gratteri, insomma, penso che qualcosa in Calabria. Ma bisogna essere ottimisti in Calabria, se no non si può fare attività. Io dico Abbiamo che, il sindaco sia ottimista. beh, insomma, io dico che bisogna credere nelle cose in cui si fa e bisogna fare delle scelte chiare. Io, nel momento in cui ho deciso di fare il sindaco, ho fatto una scelta di moralità, Di campo, precisa. campo preciso. Dopo 3-4 mesi ho dichiarato dissesto economico dell'ente. Sono stato il primo sindaco in Calabria. Ho subito atti intimidatori, mi hanno bruciato casa, voi sapete qualcosa per la cronaca che conoscete, ho vissuto sotto sorveglianza, la mia vita è cambiata, però sono andato avanti per la mia strada. Ho moralizzato il paese, ho risanato i conti economici dell'ente, ho lavorato a braccetto con la Corte dei Conti, con il Ministero dell'Interno, con organismi straordinari di liquidazione. Ho fatto una scelta di campo, dura, difficile, ci vuole coraggio, perché quando si arriva a casa e poi deve applicare una serie di procedure, una cortina di difesa, una seria cortina di difesa, pensa alla famiglia, pensa ai figli, insomma, ecco, ci sono tante situazioni che veramente bisogna crederci nelle cose. Quindi, voglio dire, quello che diceva il direttore sostanzialmente c'è. No, l'esempio è positivo, indubbiamente da lodare, ma Prima persona. c'è la presenza della malavita, c'è. E non so come si chiama, se si chiama malavita, se si chiama delinquenza organizzata o si chiama 'ndrangheta, vuol dire che qualcosa esiste, diversamente le case non si bruciano da solo, gli atti intimidatori non arrivano da soli, inevitabilmente qualcosa esiste, ma si ha la forza di essere determinati e fare scelte di campo precise,
beh, insomma, C'è bisogno- stanno alla larga. Però c'è bisogno della solidarietà della comunità per fare una cosa del genere. Ma perché certo, se non bisogna c'è- comunicarle certe cose, bisogna E comunicarle. c'è stata la presenza dello Stato? C'è stata, io l'ho avuta, sì, io l'ho avuta. Certo non è stato facile, Dello Stato ho dovuto, intendo dire carabinieri, certo, ho dovuto magistratura. comunicare gli spostamenti, movimenti, situazioni che hanno limitato la mia privacy, la mia Una tutela, intimità, diciamo, però ecco, è stato difficile. Se avessi ceduto per un attimo sarei diventato alla mercé di chi non voleva un certo cambiamento. Dica la verità, lei paura non ha mai avuto? No, credo no. No, ma vede, sono delle scelte, no? Uno nella vita sceglie. Lui poteva scegliere Ma benissimo l'ha di mai non fare incrociata sul sul percorso. Non ho avuto mai il piacere di incrociarla e spero di non averlo mai. Noi sul futuro della Calabria come siamo un po' più, no? un po' più pessimista. più Vabbè, cauti, voglio dire, diciamo. mi fa Bisogna piacere, essere ogni no, ma mi tanto fa ottimisti, piacere avere, cauti. interloquire con soggetti che invece sono... Bisogna avere una visione, Sì, no, assolutamente sempre, sì. non sempre una visione nera, no? Assolutamente. Della Calabria. Come se l'immagina tra 10 anni la Calabria? Ma spero che la Calabria riesca ad arrivare tra 10 anni a quello che oggi è il turismo e il comparto agroalimentare pugliese. Che non è dire poco. Mica poco. Si accontenta di poco. Magari 10 anni. Si accontenta. Sì, ma cerchiamo di velocizzare il tempo perso. Lei ha questa capacità, questa abilità di creare consorzi, no? Sì, mi Mette viene insieme i riconosciuto imprenditori questa calabresi, dote. che non è una cosa semplicissima, voglio no. dire. Però Solitamente si due riescono a calabresi mantenere- sono difficili da mettere insieme. No, se si riescono a mantenere all'interno degli equilibri. C'è un salto culturale non da poco. Adesso vediamo se vinceremo questo PON. Vediamo se appunto la scommessa... Se no la vince responsabilità sarà solo della solo Presidente, sempre. Le sconfitte sono sempre Sempre- orfane. No? certo. Le sconfitte sono orfane. Bene, io vi ringrazio per essere stati con Grazie a te. Grazie. me. Grazie, a disposizione. Noi continueremo su questi temi, anche noi andiamo avanti, perché noi crediamo che alla fine insomma, anche qui debbano necessariamente crearsi le opportunità per guardare. Il microfono in diretta non si toglie, perché se no ci sono rumori di fondo. Dicevo, anche noi crediamo che in Calabria prima o poi, insomma, no? Prima o poi qualcosa Prima o si poi, radicherà. meglio prima che poi, giusto? Meglio prima, sì, perché se no perdiamo tutti i nostri giovani, se ne vanno tutti. E non ce lo possiamo permettere. No, assolutamente questo no. Arrivederci, ci vediamo martedì.